È una specie di provocazione la mia in questo messaggio che vorrei dare. Io adesso posso dire questo, che tutti questi riti che vengono fatti alla fine con varie scuse, con varie giustificazioni e con vari depistamenti, se loro credono che questo possa funzionare, funzioneranno fino a un certo punto, poi arriverà il momento che non funzionerà più, che si sta avvicinando, perché potrà funzionare solamente per chi ha il potere di essere nella parte d'equilibrio, quindi che riesce a prendere il bene e il male e trasformarlo e perfezionarlo. Per fare questa cosa qua non è necessariamente che bisogna essere dei figli di Dio, né tanto meno aspettare un figlio di Dio, perché diciamo che i cosiddetti figli di Dio siamo già qui. Il famoso Messia che deve divulgare una cosa, il Messia non vuol dire essere un figlio di Dio, ma vuol dire solamente messaggiare, dare un messaggio, quello che appunto si ha e che è arrivato il momento anche di sapere. Io adesso aprirò questa specie di battaglia e la trasformerò in una specie di battaglia, in una qualche cosa di energia d'amore, dove che porto la conoscenza a determinate cose, dove che apparirò bestemmiatore e l'anticristo invece apparirà, diciamo, il famoso profeta, il famoso messia, perché farà cose divine, nel senso che farà grandi prodigi, avrà delle belle parole e in qualche modo cercherà di unificare le varie religioni. Io invece apparirò come bestemmiatore perché sarò colui che darà giù a tutte le religioni per poter dare spazio all'umanità di riflettere col suo proprio io e a trovare il proprio equilibrio, che non è tramite le religioni ma è tramite l'amore, e amore vuol dire un'unica religione dove che appunto noi nasciamo tutti quanti.